Il doge Bembo era un personaggio abbastanza curioso, uomo di mare, uomo rude, coraggioso, valorosissimo, che dava dei banchetti splendidi, pari più belli che fossero mai stati offerti da un doge. Ma lui mangiava con gran gusto agli, cipolle, insalate e salsicce, perché era rimasto attaccato alle sue abitudini marinaresche. E la sua Osella lo rappresenta, lui, senza una gran pretesa di somiglianza, tra l'altro era bruttissimo. Abbiamo un paio di ritratti suoi che non ci fanno vedere un bell'uomo, ma che lo mostrano inginocchiato assieme alla figurazione di una galera sulla quale aveva combattuto alla battaglia di Lepanto, mentre in alto sulla sua testa si affaccia il santo di famiglia San Leone Bembo, vescovo di Bodone in Grecia. Altre figurazioni di questo genere, sempre senza molta pretesa di somiglianza, ne troviamo. C'è Giovanni I Corner, che è mostrato genuflesso davanti ad un altare. Giovanni I Corner è stato uno dei dogi che hanno avuto una vicenda più travagliata, anche qui, ohimè, come per il povero Foscari, del quale avrete molto sentito parlare, sul quale è stata fatta addirittura un'opera da Giuseppe Verdi per via dei figli. Aveva dei figli molto spericolati, il doge Corner, uno che voleva essere cardinale contro la norma che non permetteva al figlio del doge di esserlo, un altro che voleva diventare senatore prima che ciò fosse consentito, un altro che invece faceva commercio di montoni col sud e di stoffe preziose con Firenze. Fatto sta che scoppia una vera e propria battaglia parlamentare condotta da un uomo politico molto sveglio e molto ambizioso, chiamato Ranieri Zeno, contro la strapotenza della famiglia Corner e sostenendo i diritti e le aspirazioni dei membri meno ricchi del Maggior Consiglio. E aveva buona ragione, poveretto, di pregare, perché grane ne ha avuto in una quantità addirittura industriale, pur essendo in realtà un buonissimo diavolo, personalmente molto devoto, che si fa seppellire vestito da frate e che non aveva personalmente pretese di grandi ambizioni. Ma addirittura, per dirne una, durante il dibattito gli fu tolta la parola, addirittura cercò di protestare: dunque noi non possiamo parlare. No, lei non può parlare, favorisca. E questo dà un'idea di come poteva essere trattato un doge, simbolo dello Stato, figurazione grandiosa, splendida, a vederlo nelle sue vesti di gala, sembrava il Papa, e in realtà privo di poteri effettivi, ma con una possibilità grandissima. Se era un uomo intelligente, un parlamentare avveduto e capace, si trovava a poter parlare in Maggior Consiglio quando voleva, a poter parlare in Senato quando voleva, a presiedere il Pien Collegio, che era un po' il Ministero della Repubblica, e a presiedere il Consiglio dei 10, quindi se era, come spesso accadeva, una figura di nessuna autorità, creato doge o per vecchie benemerenze o perché aveva molti mezzi, evidentemente non contava nulla, ma se sapeva utilizzare bene gli strumenti parlamentari poteva contare moltissimo.